Amici sportivi di Diretta Sport, buon pomeriggio da Andrea De Plano. Le immagini sono di Andrea Farris, 13ª giornata di eccellenza, gara di ritorno tra Lanusei e Calangianus. Destra del campo, Calangianus che attacca dalla nostra destra alla nostra sinistra. Corner battuto, palla che viene toccata da numero 7 San Biagio. Attenzione, palla all'interno dell'area di rigore con numero 8 che stacca di testa. Si tratta di Matthews Savage. In azione offensiva su Nicolas Musso, argentino. È arrivato qui a gennaio. D'altra ora che poi Racco entra in aria. Prova il tiro, ha respinto Forzati e difende lì sul primo palo anche il numero 4 Ongaina. Palla per Paulis, alza la testa, prova a servire Mainardi che viene anticipato ottimamente con tempismo dal numero 7 San Biagio. Attenzione, Calangianus in avanti con numero 20 con Secchi che prova il tiro. Difensore bianco, rosso, verde. Ottima azione di Secchi. Attenzione, capovolgimento di fronte lì dall'altra parte con Mattias Racco che sfrutta l'assist in area di rigore. Alla 13ª giornata di ritorno e a 6 gare dalla fine del campionato. Attenzione, contropiede degli ospiti con De Soldato che si porta la palla a spasso. Viene marcato stretto dal numero 17 del Lanusei Orellano. Attenzione, poi c'è il tiro, il palo! Incredibile, palo del Calangianus, amici sportivi. Poi parla per il numero 33. La coperta della Lanusei quest'oggi è un po' corta e rimaneggiata. In compenso sono entrati dalla squalifica dopo 2 giornate Mastrangelo, Musso e Meloni, ma mercoledì a Ossi è stato espulso Lautaro Novak. Attenzione, palo, rete! Ha segnato il numero 6 per il Calangianus, Alessandro Ferrari. Tiro che ha lambito sul palo sinistro. Vantaggio giusto e meritato fino a questo momento con un Calangianus che ha creduto di più. Attenzione, pericolo ancora, limite dell'aria con numero 33 De Soldato che prova a calciare dal limite dell'aria. Pericolo ancora per i padroni di casa. Gran gol di Ferrari. Controlla ancora la palla il numero 3 del Calangianus. Conquista però palla Lanusei. Mainardi all'interno dell'area di rigore. Forzati dice no. Amici sportivi, grande deviazione in corner di Forzati. Corner battuto da Paulis. Attenzione, in questo momento ci prova su un corner di Paulis. Ci prova Mainardi dal limite. La palla va a fondo campo con la deviazione forse anche di Matteo Forzati. Attenzione, tentativo di tiro ora dalla distanza del Calangianus. Respinge Mastrangelo che dice no. E raccontarvi i 90 minuti di questa Lanusei Calangianus. 13ª giornata di ritorno. Calangianus in avanti al limite dell'area. Entra nell'area di rigore. Attenzione, assist all'indirizzo del numero 20. E lì succede un po' di tutto. Secchi ha tirato prima Secchi, poi è scivolato. Se non erro, con questa rete siglata quest'oggi alla Lanusei. Traversone poi in avanti. Attenzione, palla all'interno dell'area di rigore. Ha provato il tiro il Calangianus. Loddo, traversone dalla sinistra. Attenzione, Racco in area di rigore. Cade a terra. Il Lanusei recrimina un calcio di rigore, ma non è d'accordo il direttore di gara. Proteste lievi però. Paulis. Ancora Paulis, traversone. All'interno dell'area di rigore per Meloni che stacca di testa, palla sul fondo. Non c'è nessuna deviazione. Capovolgimento di fronte. Calangianus in vantaggio. Raddoppio Calangianus. Minuto 24.
Amici sportivi, raddoppio Calangianus. Partita in salita per il Lanusei che adesso deve reagire, 25esimo della ripresa, Lanusei 0, Calangianus 2, ma la partita è sempre più in salita. Nicolas Musso ci prova, poi assist di Maccanugo, coraggioso per Azzara, tiro cross, Calangianus vicino alla terza rete, bastava anche solo un filo di vento che la palla sarebbe entrata. 30esimo. Traversone lungo, pallone all'interno della rete. C'è la rete! La rete del Lanusei col capitano Gianmarco Paulis. Abbiamo raccontato anche questo gol in diretta con il 30esimo e Lanusei che è andato a accorciare le distanze. Caredda, Mainardi, Perraco, palo e gol! Ha pareggiato per il Lanusei Mattias Racco! Incredibile! Gol! Ed è la rete del pareggio, è la rete che dà le speranze al Lanusei. Matthew Savage. Cade a terra Federico Caredda, si continua a giocare, attenzione, palla all'interno dell'area di rigore con Barbuio, l'autore del gol del 2-1, ma che impegna Mastrangelo. Attenzione, Musso impegna Forzati in corner e prova a vincere. Loddo, ottima prestazione del secondo tempo di biancorosso-verdi. Loddo al tiro, Forzati dice no. Lanusei vicino alla terza rete, amici sportivi. Bogliolo con numero 14. Bogliolo prova a fare l'assist. Racco davanti al portiere all'altezza dell'area piccola. La calcia col piede sinistro. Che serve il numero 25 Maccanugo. Attenzione, Calangianus vicino. Game over. Termina questa gara tra Lanusei e Calangianus.